Si avvicina l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e quindi torniamo a parlarne perché, come annunciammo, Confartigianato ha proposto un seminario regionale per fornire alle imprese associate chiarimenti sull'adeguamento alle nuove disposizioni. Nel febbraio scorso, in un incontro organizzato da Confartigianato Vicenza, Laura Galante, statunitense esperta di cyber security e come tale consulente di organizzazioni governative e imprese, parlò delle minacce che giungono attraverso il web e dell'importanza del regolamento europeo sulla protezione dei dati, noto come GDPR 679 del 2016, che entrerà in vigore dal prossimo 25 maggio. Quando le chiedemmo infatti a cosa fossero maggiormente interessati i criminali informatici, rispose: Data, as you point out, is now a commodity. In questo momento i dati sono diventati un nuovo bene scambiabile, vendibile e quindi sicuramente ci sarà un'attenzione sui dati e i dati bancari saranno anche al centro dell'attenzione di queste attività. In vista della scadenza ormai prossima, Confartigianato Veneto ha invitato le imprese associate ad un seminario di approfondimento sul tema. Non c'è da vedere questa normativa, per quanto onerosa in caso di inadempienze, per cui con un sistema sanzionatorio abbastanza importante, ma è da vederlo non tanto come appunto un'incombenza, ma come una grande opportunità anche a garanzia di quella che è la privacy e dell'utilizzo corretto di queste moderne tecnologie. Stiamo anche di pari passo a livello romano facendo un'azione sindacale affinché l'avvio di questa nuova normativa non abbia subito un momento sanzionatorio importante ma venga diluito nel tempo, per cui c'è questo aspetto sindacale che viene portato avanti da una parte e dall'altra, una formazione rispetto a quella che è questa legge e poi l'adempienza di questa legge nella declinazione quotidiana proprio del lavoro di ognuno di noi. Ogni imprenditore è consapevole di quanto siano preziosi i dati da cui spesso dipende l'operatività dell'azienda, grande o piccola che sia, e ciascuno di noi sa che per utilizzare tanti strumenti oggi di uso comune ha dovuto fornire dati personali. Legittima è la pretesa che questi dati siano tutelati, scongiurando il pericolo che finiscano in mani estranee e vengano utilizzati in modo illecito, arrecando danni ai rispettivi titolari. È questo l'obiettivo perseguito dalle disposizioni emanate fin dal 1996 sulla privacy, e il nuovo regolamento europeo dispone forme di tutela più stringenti, certamente anche per le minacce sempre maggiori che giungono dalla rete, rafforzando i diritti di chi fornisce i propri dati personali, ovvero noi, nessuno escluso. Potremmo contare inoltre su un'unica normativa valida in tutta l'Unione Europea e alla quale dovrà attenersi anche chi, provenendo dall'esterno, tratterà con cittadini europei. Le imprese, è stato spiegato, dovranno poter dimostrare al garante della privacy di aver fatto tutto il possibile per difendere, con l'ausilio delle tecnologie disponibili, i dati personali di cui sono in possesso, ad esempio attraverso l'adozione di sistemi di cifratura, ovvero non avere i dati salvati in chiaro. Bisognerà, tra l'altro, aggiornare la modulistica informativa e per chi tratta i dati su larga scala sarà necessaria la nomina di un responsabile. Prescritta è anche la valutazione della denuncia dell'eventuale furto dei dati. In linea di massima, comunque, contromisure proporzionate al livello di rischio. Non tutti devono fare tutto, questo è il messaggio che vogliamo lanciare, ma bisogna farlo in maniera proporzionata al rischio. Vuol dire che una piccola impresa che non ha dipendenti non ha gli stessi obblighi naturalmente che deve avere una multinazionale che tratta di big data. Questo è un concetto importante, stiamo cercando insieme al garante italiano di far passare una classificazione del rischio che consenta di identificare le imprese in base al loro rischio e quindi fare un'applicazione proporzionata che non spaventi nessuno e non imponga costi inutili. Infine attenzione, qualsiasi voce circolante su una proroga della scadenza è priva di fondamento.